Oggi, come avete avuto modo di vedere anche in fase di presentazione, è la giornata del gemellaggio sportivo. Ricordiamo che l'Ippodromo dall'anno scorso ha iniziato questa serie di gemellaggi con le società sportive bolognesi e oggi ho il piacere di dare il benvenuto al Volley Team Bologna. Avremo modo di conoscerli anche meglio perché dopo saranno in pista e premieranno il gentleman che vincerà la corsa appunto loro dedicata. Do il benvenuto innanzitutto a Gianluca Alberti, che è il direttore tecnico di questa fantastica società. Ricordiamo che recentemente avete vinto proprio al Paladozza di Bologna la Coppa Italia di Serie B1 femminile, dopo vedremo alcune slide, quindi un gran risultato per la città di Bologna. Siete stati presentati e premiati anche dal sindaco e dall'assessore allo sport del Comune di Bologna, quindi una grande emozione. Però avete tante squadre, tra cui la B2, che è formata anche da giovanissime, soprattutto da giovanissime atlete presenti oggi per fare anche provare ai bambini questo bellissimo sport. Poi conosceremo anche i vari valori e la filosofia di Volley Team Bologna. Quindi Gianluca, chiedo a te una panoramica appunto di questa annata che ormai è al termine, ma ci sono ancora tanti obiettivi da raggiungere. Sì, diciamo che il mese di maggio è sempre molto decisivo per noi, in particolare oltre alle finali di Coppa Italia che sono state nel weekend di Pasqua, tutte le finali giovanili ci sono adesso nel mese di maggio e avremo anche i playoff della B1, quindi è un mese molto intenso dove chiaramente si tirano un po' le somme di tutta l'attività sportiva, quindi non solo in termini di miglioramento tecnico da parte delle ragazze, e quindi abbiamo 3 esempi splendidi, ma anche a livello di risultati, che comunque sono sempre un po' la ciliegina sulla torta del lavoro che si fa quotidianamente in palestra. Tra l'altro presentiamo anche le ragazze che sono qui presenti oggi e poi dopo ci raggiungeranno anche Silvia Merciari e Mila Rossi, che sono responsabili dei progetti del settore giovanile riguardanti l'attività promozionale, e Mila Rossi che ha messo in campo davvero un'ottima organizzazione, perché se non sbaglio più di 2000 persone erano presenti. Sì, erano presenti più di 2000 persone, quindi un grande successo. Tra l'altro era il weekend pasquale, quindi un weekend magari di ferie per tante famiglie bolognesi, quindi è stato un gran successo. Ti presento queste 3 ragazze che sono 3 giovani di grandissimo talento. Quando vi dirò l'età vi verranno un po' i brividi perché sono giovanissime, fanno già la Serie B2 che è la 4ª serie nazionale. Beatrice Grava, parto dalla più piccolina, Beatrice Grava che è un 2007 addirittura, dicembre 2007, poi abbiamo Francesca De Paoli del 2006 e Sara Boruzzi del 2005. Quindi sono 3 ragazze under 18, addirittura Beatrice è ancora under 16, e fanno anche campionati di Serie B, quindi è un livello, quello che ci piace a noi è scoprire un po' i talenti della pallavolo bolognese, provare a curarli cercando di portarli poi il più alto possibile in Serie A, anche se riusciamo. Abbiamo già fatto questo percorso per alcune ragazze, sperando di avere la Serie A anche a Bologna. Non avranno più bisogno di andare in giro per l'Italia, ma rimarranno a Bologna a difendere i colori rosso-blu, che sono quelli ai quali teniamo più di tutti. Bene, nominato Gianluca Alberti, ricordo che dopo tutti i bambini potranno provare pallavolo o giochi insieme appunto alle ragazze e a voi dello staff. Prima della consegna ufficiale del premio che verrà effettuata da Francesca Ritti, responsabile dell'ufficio stampa di Ippo Group, cedo la parola a Michele Canali, vicepresidente di Ippo Group Cesenate e anche gentleman. Quindi Michele, io ti chiederei di dire 2 parole su questo gemellaggio e anche un po' lo spirito che contraddistingue i gentleman o l'ippica in generale. Ma sì, come tutti gli sport, l'ippica segue delle regole fondamentali che sono quelle dettate proprio dallo sport, e quindi grande professionalità ma grande umiltà, la possibilità di essere sempre corretti e uno scambio reciproco di competitività, ma una competitività sana che crea sempre un gioco pulito ed è alla base di ciò che riguarda tutti gli sport. La pallavolo in questo caso che abbiamo ospitato oggi e l'ippica che noi conosciamo bene tutti i giorni. Infatti appunto era bello far emergere questi aspetti, in queste giornate di gemellaggi sportivi ci piace appunto far emergere tutti gli aspetti dello sport. Quindi chiedo appunto adesso a Michele Canali e Francesca Ritti di procedere con la consegna ufficiale, ovviamente un riconoscimento che il Gruppo Cesenate ha voluto dare al Volley Team Bologna, recente vincitrice, squadra che ha recentemente conquistato il titolo di Coppa Italia di B1 femminile. Dopo sarà in pista a premiare il gentleman, però
prima di lasciarvi avete preparato delle slide di presentazione che prego la regia di mandare in onda e poi vedremo anche alcune foto del successo ottenuto al Paladozza. Ultima foto di rito e spazio alle slide.